Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Scatta l'ora X per la metro leggera, il 9 si comincerà con la bonifica dell'area interessata dai lavori, il 15 luglio apertura del cantiere. Scoppia la grana dei senza casa, 100 persone rischiano di finire in strada. Il caso diventa politico, la prefettura di Cosenza ha disposto lo sgombero delle strutture da tempo occupate in via Savoia e l'ex hotel centrale. Oliverio chiede di sospendere gli sgomberi in attesa di soluzioni legislative. Il provveditorato di Cosenza scopre altri 2 docenti con abilitazione al sostegno risultata falsa. Gli insegnanti hanno prestato servizio a Roma e Firenze. Ancora un atto intimidatorio ai danni della cooperativa Valle del Marro che opera nei terreni confiscati alla mafia. Ignoti la notte scorsa hanno sabotato l'impianto di irrigazione. 2 imprenditori agricoli crotonesi sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa all'Unione Europea. Avrebbero presentato contratti d'affitto per ottenere finanziamenti intestati a persone defunte. Da qualche giorno l'isola pedonale di Cosenza si è trasformata in parco giurassico per la gioia dei bambini che familiarizzano con i giganti della preistoria. Il fascino della Coppa Sila è irresistibile. Alla 38esima edizione partecipano 95 piloti che si daranno battaglia lungo il percorso Celico-Montescuro. Buonasera dalla redazione TG10, dunque è conto alla rovescia a Cosenza per l'avvio dei lavori per la realizzazione della metro tranvia. Si partirà il 9 luglio con la bonifica del sito, poi l'apertura dei cantieri. Ci racconta tutto Isabella Roccamo, sentiamo. Ormai ci siamo, tra pochi giorni partiranno i lavori per la realizzazione della metropolitana leggera che unirà Cosenza e Rende. Il 9 luglio inizieranno gli interventi propedeutici per la bonifica di Viale Parco, poi, presumibilmente il 16, aprirà il primo cantiere. Si inizierà dal tratto nord di Viale Mancini con interventi che interesseranno una sola carreggiata che verrà chiusa al traffico, mentre l'altra rimarrà percorribile. A novembre poi si dovrebbe entrare a pieno regime con l'impiego di centinaia di operai. Si lavorerà tra Cosenza, il punto di partenza, e Rende, il punto di arrivo. In questo caso il primo cantiere sarà aperto all'università, ma si dovrà ancora aspettare. Il progetto complessivo da 160 milioni di euro, 90 quelli a base d'asta, sarà realizzato dall'Associazione Temporanea d'Impresa e i cantieri saranno aperti dalla CAF, società specializzata in questo tipo di interventi, avendo già realizzato opere simili a Siviglia e in altri paesi europei. La metro tranvia, lo ricordiamo, si sviluppa per complessivi 9.411 metri e servirà un bacino di utenza di oltre 200.000 persone, un'infrastruttura che ha lo scopo di collegare l'area urbana cosentina che entro il 2020, questa è la data prevista per la fine degli interventi, cambierà volto. Contestualmente però si lavora sulla tratta di Rogliano, già si sta procedendo all'elettrificazione e quando l'opera sarà completata si potrà arrivare in metro dall'area del Savuto fino all'università con diverse fermate intermedie. Sicuramente non mancheranno i disagi con l'apertura dei cantieri, ma questa è l'intenzione dei progettisti, l'infrastruttura accorcerà le distanze e migliorerà il trasporto pubblico. Certo, non tutti sono d'accordo, il dibattito è ancora acceso, ma nonostante il fronte del no, la metro tranvia si farà. Altra vicenda, 100 persone rischiano di finire in strada a Cosenza dopo l'annunciato sgombero delle strutture occupate da tempo in via Savoia e all'ex hotel centrale. L'appello del comitato Prendo Casa è una vicenda che diventa caso politico. Nel pomeriggio il governatore Oliverio ha cercato di smorzare le polemiche e ha chiesto di sospendere gli eventuali sgomberi in attesa di soluzioni legislative. Sentiamo. Non è una vera e propria casa, ma è un tetto che ripara dal caldo e dal freddo, meglio, molto meglio delle poetiche stelle, il sollievo delle famiglie, molte con bambini. Lo abbiamo registrato quando i Prendo Casa hanno occupato l'hotel centrale a Cosenza. Storie di italiani che la vita ha smarrito e di immigrati che sognavano l'Eldorado e si sono ritrovati sotto i ponti. Doveva essere una situazione temporanea, in attesa di una sistemazione migliore, invece rischiano di tornare sulla strada. Nei giorni scorsi l'incontro in prefettura in cui è stata confermata la volontà di sgomberare il prima possibile gli stabili di via Savoia e dell'hotel centrale, gli appelli del comitato Prendo Casa e le reazioni a catena. Il Movimento 5 Stelle con i parlamentari Orrico, Morra e Ferrara, dopo aver incontrato il prefetto, in una nota hanno definito bomba sociale l'emergenza abitativa in città, problema che necessita di soluzioni nel pieno rispetto della normativa
normativa vigente. Chiedono risultati al fine di assicurare dignità a famiglie e cittadini in difficoltà. Secondo il consigliere regionale Carlo Guccione, Regione e Comune sono obbligate a trovare una soluzione. Il sindaco di Cosenza, e questo l'invito, chieda immediatamente un tavolo istituzionale alla Regione per trovare una soluzione per queste famiglie e per mettere in atto un piano di interventi per il futuro. Il Comune applicherà la legge dello Stato, lo ha detto il vice sindaco di Cosenza, Iole Santelli. Il sindaco Mario Chiuto ha ricordato che il Comune in questi anni ha svolto un'azione incisiva riguardo l'emergenza abitativa, collaborando sempre con la Prefettura e dialogando con tutti i soggetti interessati proprio al fine di risolvere le questioni emergenziali. L'auspicio è che si trovi una soluzione condivisa nell'interesse dei più deboli. Il governatore Mario Oliverio entra nel dibattito in corso riguardante le occupazioni a Cosenza degli stabili di via Savoia dell'ex Hotel Centrale, tentando di mediare tra le diverse esigenze e disinnescare le polemiche in corso tra le anime politiche. La Regione, dice il Presidente della Giunta regionale, insieme alle altre istituzioni coinvolte, affronta la vicenda con l'attenzione e il senso di responsabilità necessari in una situazione così complessa, situazione in cui l'esigenza del rispetto della legalità si incrocia con la necessità di tutelare le persone in condizioni più fragili e vulnerabili. La soluzione va cercata, infatti, dice il Presidente della Regione, nel rispetto del quadro normativo attraverso la collaborazione tra istituzioni e al di là di ogni strumentalizzazione politica. Il Presidente Oliverio riferisce di aver interloquito questa mattina con il prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao e nel corso del colloquio ha comunicato che la Giunta regionale ha predisposto un disegno di legge che introduce e regola l'autorecupero degli edifici pubblici. La proposta di legge, attualmente al vaglio dell'ufficio legislativo, e per la quale sarà richiesta corsia preferenziale per l'approvazione in Consiglio regionale, farà sì che edifici pubblici inutilizzati possano essere recuperati dagli enti proprietari in collaborazione con aspiranti inquilini riuniti in cooperative di autorecupero e autocostruzione. Questa proposta di legge non è calata dall'alto, dice Oliverio, ma nasce a valle di un processo di ascolto e mediazione delle istanze provenienti dai comitati rappresentanti le persone in condizioni di emergenza abitativa. Il Presidente Oliverio conclude affermando che, viste le diverse iniziative in atto, appare opportuno sospendere eventuali determinazioni relative a imminenti sgomberi, in attesa di valutare se le soluzioni proposte consentano di ripristinare la legalità senza aggravare le condizioni di disagio già pesante delle persone coinvolte. Di fronte a bisogni sociali di questa portata non si può girare la testa, conclude Oliverio, dall'altra parte e continuare a far finta di non vedere. Sull'argomento, nuovo intervento da parte del Movimento 5 Stelle, fra la soddisfazione e la nuova polemica. In conclusione i 5 Stelle dicono: accogliamo con favore le dichiarazioni del Presidente Oliverio e saremo vigili affinché queste parole si traducano in atti concreti. Docenti con falsa abilitazione smascherati all'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, continuano i controlli sia da parte dell'istituzione scolastica che della Procura della Repubblica di Cosenza dopo l'inchiesta che ha portato alla luce il vasto giro di diplomi e abilitazioni false. Scoperti altri 2 furbetti del sostegno, docenti con falsa abilitazione smascherati dall'ufficio scolastico provinciale di Cosenza hanno prestato servizio a Roma e Firenze, dove pare nessuno abbia sospettato di nulla. Poi la richiesta di trasferimento nella provincia e le verifiche del provveditorato che hanno portato alla verità. Continuano dunque i controlli sia dell'istituzione scolastica che della Procura della Repubblica della città dei Bruzzi, dopo l'inchiesta che ha portato alla luce il vasto giro di diplomi e abilitazioni false che ha visto coinvolte 5 scuole e 300 docenti. L'indagine avviata dai carabinieri, partita dalla segnalazione di un dirigente scolastico durante la verifica dei titoli di un professore. All'inizio ne furono scoperti una trentina, subito cancellati dalle graduatorie, poi i numeri sono diventati più importanti e hanno portato i militari dell'Arma fuori dai confini regionali. I nuovi casi individuati dall'ufficio scolastico provinciale dimostrano che l'attenzione è ancora alta. Ci siamo addentrati nella cronaca, nuovo atto intimidatorio ai danni della cooperativa Valle del Marro che lavora sui terreni confiscati all''ndrangheta, sabotati questa volta gli impianti di irrigazione.
La Coop Valle del Marro Libera Terra, che ha i suoi appezzamenti in terreni confiscati all''ndrangheta e dati in gestione alla cooperativa che fa capo a Don Pino dei Masi, continua ad essere bersagliata dalle cosche. Ieri mattina l'ennesimo furto intimidatorio a scopo di sabotaggio. Questa volta è accaduto nell'uliveto confiscato nel comune di Oppido Mamertina, a Castellace. Ignoti si sono introdotti all'interno del piccolo casolare tentando prima di forzare la porta d'ingresso, senza riuscirvi, e scassinando dopo, sul lato opposto, il portello in ferro della finestra, dalla quale sono entrati per trafugare il dissabbiatore dell'impianto irriguo. Il danno ammonta a circa 1.000 euro. Arriva il caldo e puntualmente colpiscono l'impianto irriguo per colpire le piante. Queste le amare dichiarazioni di Domenico Fazzari, presidente della cooperativa Valle del Marro Libera Terra. Già lo scorso anno, nello stesso periodo, si era verificato su questo terreno un identico furto. L'obiettivo è sempre quello: far mancare l'acqua alle giovani piante degli uliveti vicini, anch'essi confiscati. Nella stessa giornata è stata sposta denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Castellace. In tutta la zona coltivata d'olivi non risulta che siano stati commessi altri furti del genere, come appreso dalle stesse forze dell'ordine, il cui personale è impiegato da tempo in attività di vigilanza dinamica dei terreni confiscati e assegnati alla cooperativa, luoghi ritenuti sensibili dopo i numerosi danneggiamenti di matrice mafiosa subiti dalla cooperativa negli ultimi mesi. Al buono che si è fatto, sottolinea Fazzari, invita ad alzare la voce e difendere con le unghie il positivo faticosamente costruito fino a questo momento. L'avvocato Giuseppe De Pace, legale della famiglia Vinci, la famiglia di Matteo, di 42 anni, ucciso il 9 aprile scorso all'Imbadi con una bomba collocata sotto la sua auto, continua a chiedere una scorta H24, una scorta armata a tutela della incolumità della famiglia, incolumità fisica, della loro agibilità personale. Questa volta ha scritto una lettera al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Altre notizie, nei nostri 100 secondi, vediamo. Incendiati sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia, cumuli di rifiuti accantonati nelle vicinanze di una struttura balneare. In fiamme pneumatici, legname, plastica. L'incendio sarebbe di natura dolosa. Sul posto i vigili del fuoco di Catanzaro, che hanno impiegato circa 2 ore per domare il rogo alimentato dal forte vento. Non ce l'ha fatta la 74enne investita 3 giorni fa a Pizzo. La donna è deceduta nel reparto di rianimazione dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove era stata ricoverata dopo l'incidente. Il conducente dell'auto, un 60enne, guidava senza patente che gli era stata ritirata in precedenza e senza assicurazione sulla vettura. Nei suoi confronti i carabinieri procedono per omicidio stradale. Ammonta a circa $500.000 il valore dei beni sequestrati nel Crotonese dalla Guardia di Finanza a 2 imprenditori di Cutro. Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle sono state indirizzate a verificare la legittimità delle percezioni di finanziamenti comunitari destinati al settore della politica agricola comune. I 2 imprenditori avrebbero presentato istanze di accesso ai fondi europei utilizzando contratti di affitto intestati a soggetti che sono risultati deceduti antecedentemente alla stipula. Marijuana coltivata nei vasi, nei guai un 28enne di Longobucco arrestato dai carabinieri con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione i militari hanno rinvenuto nell'abitazione del 28enne 8 piante di marijuana di altezza media di circa 70 cm e materiale per la coltivazione. Sequestrata a Brancaleone nel Regino una discarica abusiva, l'operazione della Guardia Costiera e della Polizia Locale. In un'area di circa 500 metri erano stati depositati rifiuti di vario genere tra pneumatici, vecchi elettrodomestici, materassi e materiale ferroso. Cittanova festeggia i 4 secoli di storia, per l'occasione presentato il nuovo logo della città. Sentiamo. 400 anni dalla fondazione di Cittanova e l'amministrazione comunale ha deciso di celebrare i 4 secoli con un nuovo logo e un nuovo slogan che nelle intenzioni del sindaco Francesco Cosentino costituirà un punto di partenza per i festeggiamenti in onore della città. 4 secoli dalla nascita della città della Piana, 1618-2018, coniato insieme allo slogan celebrativo 400 anni e non sentirli. Ma a guardare bene il nuovo logo si rischia invece l'invecchiamento precoce. 6 mesi di attesa per visionare un logo nato già vecchio che pecca di originalità e fantasia. Un design scontato, forse banale, che porta a citare il vecchio adagio «La montagna ha partorito un topolino», ma l'amministratore cittanovese è ugualmente contento. Diventerà un emblema di questi festeggiamenti
e pensiamo sia un momento importante proprio perché attraverso poi un'immagine, una rappresentazione c'è la sintesi di quello che è un progetto culturale che ha riguardato questo compleanno particolare della nostra comunità. Adesso a Vibo, dove è stata aperta la sede della Lega per i diritti dell'uomo, in città il presidente nazionale che ha definito la Calabria una regione in trincea, il perché nel nostro servizio. Arriva in Calabria la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, storica organizzazione impegnata nella diffusione della conoscenza e della tutela dei diritti umani, ed i suoi vertici nazionali giungono a Vibo Valentia per celebrare l'evento che rappresenta un momento significativo per una regione di frontiera come purtroppo la nostra. La Lega sbarca in Calabria per tener conto di una priorità assoluta che rappresenta la Calabria stessa nell'ambito della questione meridionale, e certamente avrà una grande funzione quel comitato che si realizza a Vibo Valentia per centralizzare, diciamo, questa attività che è importantissima nella difesa e nella tutela. Si è discusso della sanità, ma della istruzione, dell'educazione dei giovani, della giustizia, di tanti altri settori che certamente verranno toccati da questo comitato. Alla guida della sezione locale della Lidu è stata chiamata la fondatrice dell'Isola che non c'è, associazione che da un decennio cura l'inserimento sociale di ragazzi diversamente abili, Titti Marzano. Noi abbiamo la fortuna di avere un presidente, nell'onorevole Arpaia, che lega strettamente i diritti all'agire, quindi sicuramente il lavoro che noi porteremo avanti sarà quello di far sì che i diritti non siano negati ma siano esercitati e siano sostenuti. Una passeggiata nella preistoria è possibile farla in questi giorni a Cosenza su Corso Mazzini grazie alla presenza dei dinosauri. Vediamo. A Cosenza il palcoscenico privilegiato del Festival delle Invasioni 2018 è la città stessa e i luoghi architettonicamente rilevanti diventano scenario di eventi teatrali e musicali. Quest'anno ai beni parlati e ai beni suonati si è aggiunta una nuova sezione, quella dei beni sognati. Spazio dunque all'immaginazione, soprattutto per i ragazzi e i bambini che possono costruirsi le loro storie in mondi e epoche lontanissimi. Ed è così che la preistoria si inserisce all'interno della modernità del museo all'aperto Bilotti. Fino al 30 luglio, infatti, la passeggiata sull'isola pedonale è arricchita da esemplari di dinosauri a dimensione reale che, installati tra le opere del MAB, stanno suscitando tanta curiosità in grandi e piccini. Un'esposizione a carattere artistico, scientifico e paleontologico che trasforma il MAB in un Jurassic Park, proprio come il film di Steven Spielberg. La mostra Invasioni di dinosauri è prodotta in esclusiva da Geomodel, il laboratorio di scenografia specializzato nella produzione di modelli tridimensionali di dinosauri in scala reale, realizzati con rigoroso metodo scientifico. Altissimo il gradimento dei bambini. A Catanzaro adesso, nella sede della cittadella regionale, i risultati del progetto transnazionale che ha l'obiettivo di redigere un modello innovativo di piano energetico integrato. Si chiama Intens-PA ed è il progetto transnazionale per una programmazione innovativa delle politiche energetiche. È finanziato nell'ambito del programma europeo per la ricerca e l'innovazione. Ha coinvolto 17 partner di 7 paesi dell'Unione Europea e la Regione Calabria ne fa parte come soggetto attuatore. A Catanzaro, nella sede della cittadella regionale, sono stati presentati i primi risultati raggiunti. Il progetto ha come obiettivo quello di redigere un modello innovativo di piano energetico integrato. È la caratteristica principale di questo progetto, che costituisce proprio il carattere di innovatività, è data dal fatto che questo progetto il modello di piano viene redatto in coprogettazione con il Regional Living Lab, una struttura composta da 80 stakeholders, 80 portatori di interessi scelti nell'ambito della Regione Calabria, che contribuiranno a definire i contenuti di questo modello di piano energetico insieme alla Regione Calabria.
Calabria. Sono 17 partner provenienti da 7 paesi europei, tra cui la Danimarca, la Grecia, la Spagna, la Slovenia, la Lettonia e altri paesi. A Torano adesso il più grande spettacolo dopo il Big Bang, promosso dalla scuola di danza Art Show Dance Academy con Simona Ventura e Francesco Capodacqua, madrina d'eccezione della coreografa Alessandra Celentano. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang è stato un bellissimo spettacolo, quello andato in scena a Torano Scalo, promosso e diretto da un giovane talento calabrese, Giuseppe Ferraro, che guida la Art Show Dance Academy, i cui allievi delle più diverse età sono stati straordinari protagonisti della serata, presentata da Simona Ventura e Francesco Capodacqua, madrina d'eccezione la coreografa Alessandra Celentano, che per l'occasione ha affiancato Lucia Amodio. Tra luci coinvolgenti e bellissimi costumi, i giovani ballerini sono riusciti a mostrare tutto il loro talento e hanno ricevuto complimenti e consigli anche da Simona Ventura. Devono provare di tutto per realizzare i propri sogni. Poi per qualcuno magari questo sarà un bellissimo ricordo, per qualcuno sarà la base di una carriera, però fondamentalmente per tutti, insomma, questi sono i momenti più belli, no? I momenti in cui si apprende come delle spugne, tantissime cose tecniche. Devono crederci fino in fondo, poi non avranno rimpianti né rimorsi di non aver provato abbastanza a realizzare i propri sogni. Anche la coreografa Alessandra Celentano, che collabora da diversi anni con la Art Show Dance Academy, ha spronato i ragazzi. Più della qualità, che è difficilissima da raggiungere, è la ricerca della qualità, quindi lo studio serio, voler migliorare, voler andare avanti, questo è molto importante, trasferire questo messaggio ai ragazzi, quindi non accontentarsi ma cercare sempre di più di migliorarsi, insomma, di non fermarsi lì, ecco, questo credo che sia un messaggio importante per i ragazzi. Simpatico e poliedrico mattatore della serata è stato Francesco Capodacqua, entusiasta di partecipare allo spettacolo. Un esempio per tutta la Calabria e non solo, quindi insomma siamo anche noi volenterosi e anche noi siamo contenti di essere parte di questo grande spettacolo. I ragazzi sono bravissimi, una scuola di danza eccezionale. E adesso si pensa già all'anno prossimo. E adesso scaldiamo i motori dei piccoli e grandi boidi della Coppa Sila sul percorso celico Montescuro 95 iscritti oggi e domani la 38esima edizione. Siamo qui a pochi metri dalla partenza della 38esima Coppa Sila. Tra un po', giusto il tempo di sistemare un po' il pubblico, avranno inizio le prove. Siamo all'inizio di un bel weekend di sport qui in Calabria e in provincia di Cosenza. La Coppa Sila non c'è nulla da dire, è una gara leggendaria, storica, cioè una delle prime che ha avuto grandi e importanti titolazioni italiano ed europeo. Io sono un discendente dal vincitore delle prime due edizioni, 1924 e 25, era mio nonno. Anche io faccio parte del mondo dei motori e delle corse. Mariolino Fava su un'altra Fiat 126. La Coppa Sila riaccende i motori, la 38esima edizione della Coppa Sila prende il via. Su 95 iscritti 88 sono le macchine verificate. Oltre ai big sono tanti i piloti che, provenienti anche dalle regioni limitrofe, si sono iscritti alla storica competizione. È davvero un onore per noi poter riproporre su un territorio dal cuore estremamente sportivo una gara dall'importanza non provinciale ma addirittura nazionale. Abbiamo fatto di tutto perché questa manifestazione riuscisse e perché i piloti cosentini potessero gareggiare anche nella loro terra. Per cui godiamoci questi 2 giorni di sport.
E adesso lo scopriamo insieme se sarà un weekend sereno con gli esperti meteo in Calabria. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Come precedentemente anticipato, è in arrivo la prima moderata ondata di caldo della stagione estiva, seppur senza picchi eccessivi, causata dall'arrivo di un promontorio anticiclonico di matrice africana, che favorirà una fase di tempo stabile per diversi giorni. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domenica, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose, con possibili fenomeni. Temperature in ulteriore leggero rialzo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Domenica mari generalmente poco mossi con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, grazie per averci seguito, l'informazione torna nelle prossime edizioni, arrivederci, buona serata e buon weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.